Piglia vongola, piglio taralla, piglia queste cose. No, oggi facciamo una bella ricetta, vongola e taralla. Così, sale, olio e aglio. Al primo passaggio sbricioliamo i taralli. E una poco d'aglio semplice uomo. L'aglio è bello biondo biondo, lo amo, biondissimo. Tipo poco l'aglio, vongole per aglio. Un po' d'acqua in modo che si aprono prima, corchio sopra e ora saranno come i pappacorni, lo amo un pizzico di prezzemolo, guardate qua come saranno bella. Facendo così la vongola non si secca. Attenzione, non facciamo il solito passaggio. Ora mettiamo l'acqua dentro alle vongole che si sono aperte e mettiamo le nostre orecchiette. Il calamma a cascato. Facciamo cuocere dentro al sughetto. È bella perché l'amido della pasta scarica e guardate qua, diventa mamma mia crema. Guardate che bellissima, mamma mia. Tutte ti dice la pochi tarà alla coppa per girare, tanto bene, due vongole nella coppa, e facciamo scendere a cascata, un po' di prezzemolo e facciamo un'altra. Vongola e taralla, e che spettacolo, mamma mia! Che crema, crema proprio. Mentre lo tarallo, va giù, mettiti giù tarallo da scendere a così tarallo a cascata, guarda quanto è bella, mamma mia, questo è uno spettacolo, il mio momento e lo sta già. Questo qua la da fa, è di obbligo, perché questa qua, vongola e taralla, correttetta, è uno spettacolo, guardate che raccomincio, a me ne piglia la vongola, piglio taralla, piglio queste cose. Questa è una goduria, mamma mia, guarda. La coppa qua, mi raccomando, dovete bere birra, io non bevo, la coppa qua birra va consolata, perché la taralla è proprio richiama la birra. Allora guarda queste vongole. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata. Un bacio a cascata.